Esattamente 250 anni fa, nel 1770, moriva Giambattista Tiepolo, uno dei più grandi protagonisti della pittura del Settecento. E noi, per celebrare questo anniversario, abbiamo deciso di ripercorrere alcune delle sue più significative imprese tra palazzi, ville e chiese. Tiepolo nasce a Venezia nel 1696. Suo padre, da buon veneziano, era mercante. La madre, rimasta vedova quando Giambattista aveva solo 1 anno, portò il figlio, non appena dimostrò le sue inclinazioni artistiche, alla scuola di Gregorio Lazzarini, pittore veneziano che aveva lo studio proprio vicino a casa Tiepolo, nel sestiere di Castello. Un artista da cui apprese i rudimenti del disegno e soprattutto la mirabile capacità di orchestrare articolate composizioni animate da un grande numero di personaggi tra solenni architetture. Oltre che a Lazzarini e ad altri contemporanei tra cui Piazzetta, il giovane Tiepolo si forma inevitabilmente sui grandi pittori del Rinascimento veneziano, magistralmente rappresentati in tutte le chiese e i palazzi della città lagunare. Testimonianza tangibile dello studio dei classici maestri del Cinquecento da parte di Giambattista è l'incarico che ottiene per realizzare i disegni preparatori per l'incisione della raccolta Il Gran Teatro delle Pitture e Prospettive di Venezia, pubblicata dall'editore Domenico Lovisa nel 1720. Tra le stampe disegnate da Tiepolo e incise da Zucchi, ecco quella dell'Assunzione della Vergine di Jacopo Tintoretto, nella chiesa dei Gesuiti. Un'opera da cui Tiepolo avrà certamente apprezzato gli angeli che si librano in dinamici esercizi di volo e che infatti poi ritroveremo numerosi nelle opere tiepolesche. Ma se Tiepolo è così noto oggi, non è per i suoi quadri, ma per i suoi affreschi. Una tecnica sporadicamente utilizzata fino ad allora dagli artisti veneziani che temevano l'umidità della laguna. Ma dopo le brillanti prove di artisti come Louis Dorigny, Niccolò Bambini e Sebastiano Ricci, anche a Venezia si afferma il gusto per l'affresco decorativo monumentale. La prima importante prova d'affresco di Tiepolo però è fuori Venezia, a Massanzago nel Padovano. Prima tappa del nostro viaggio. Massanzago, Villa Baglioni. La villa ha origini seicentesche, viene successivamente rimaneggiata e comprata nel 1718 da Giovanni Battista Baglioni, di origini bergamasche e appartenente a una ricchissima famiglia di librai. Baglioni era da poco entrato a far parte del patriziato veneziano, acquistando il titolo di conte per ben 100.000 ducati. E per avere un salone da vero conte decide di farlo affrescare interamente, non da un artista allora già noto, ma da un giovanissimo artista di nome Giambattista Tiepolo, che pur essendo alle prime armi realizza il suo primo capolavoro. Qui Tiepolo inizia il sodalizio con una delle figure cardine della sua carriera, Girolamo Mengozzi Colonna, il quadraturista, ossia il pittore che realizza le finte architetture. Veri giochi di illusione che ingannano l'occhio dello spettatore e inquadrano mirabilmente la fantasia tiepolesca.
Sul soffitto l'Aurora che va spargendo i petali della luce con la stella del mattino, Venere. Sotto l'Aurora il mito di Fetonte, figlio di Apollo sbeffeggiato dagli amici che non credevano alle sue origini. Così Fetonte ascende fino al cielo chiedendo a suo padre almeno per un giorno di poter guidare il carro del sole, così da dimostrare a tutte le sue conoscenze la sua divina discendenza. In queste soffici nuvole dorate che accompagnano l'ascesa di Fetonte vediamo le stagioni. L'autunno con la caratteristica aureola di grappoli d'uva e fogli di vite, l'estate che ci dà le spalle e sorregge le spighe di grano. Fetonte, dopo molte insistenze, convince Apollo, prende il suo carro e inizia il suo giro. La guida inesperta di Fetonte e la sua paura del vuoto portano fuori controllo il carro, che incomincia ad avvicinarsi troppo alla terra e a bruciare tutto. Così Zeus, per fermare la distruzione, è costretto a lanciare un fulmine su Fetonte e a farlo cadere. Fetonte precipita così nel fiume Eridano, oggi il Po, impersonato allegoricamente dall'anziana figura nuda di spalle appoggiata alla balaustra. Le sorelle di Fetonte, che invece piangevano disperate per la sua morte, vennero tramutate da Zeus in pioppi, alberi che ancora oggi, secondo la leggenda, si trovano lungo le rive del fiume Po. Un mito che, collocato in un salone nobiliare, stava ad indicare a tutti i discendenti della famiglia cosa può succedere se si pecca troppo di superbia. Sopra le porte dettagli di veronesiana memoria, il moretto che si affaccia alla balaustra e il pappagallino, che diventerà una vera firma tiepolesca. Siamo in Villa Baglioni, Salone Nobile, e siamo orgogliosi di questo capolavoro che è in questa nostra villa, primo ciclo completo di affreschi del Tiepolo, 1720-1721. Il comune di Massanzaro lascia questo ambiente aperto al pubblico perché tutti possano visitarlo. A breve abbiamo anche in programma la stampa di un libro, una monografia su questa Villa Baglioni e sull'affresco del Tiepolo. La nuova monografia su Villa Baglioni è un lavoro che porta in auge alcune nuove scoperte riguardo a questa casa e soprattutto la sua fondazione, il periodo in cui è stata proprio costituita. E l'occasione per questa nuova monografia è proprio legata ai 300 anni dalla realizzazione di questo affresco. Si suppone che Giambattista abbia compiuto, Giambattista Tiepolo, quest'opera nel 1719, forse 1720. Si parlerà quindi profusamente di Giambattista Tiepolo, ma anche di tutte le altre opere d'arte meravigliose che sono custodite in questa casa, la sua storia, le sue vicissitudini, le persone che si sono avvicendate, che l'hanno mantenuta e anche salvata negli anni, soprattutto da quando è diventato municipio. Villa Loschi Zileri, oggi Motterle. I Loschi, ricchissima e secolare famiglia di imprenditori che nel 1729 entra a far parte del libro d'oro della nobiltà veneziana. Niccolò Loschi decide allora di rinnovare la tenuta di campagna di Biron, poco fuori Vicenza, allora una fiorente azienda agricola dai toni però troppo rustici per essere una dimora nobiliare. Chiama per il rinnovamento architettonico l'architetto Francesco Mottoni, allora tra i più richiesti nel Vicentino, mentre affida l'incarico per la decorazione del salone a Giambattista Tiepolo. Subito all'ingresso il committente ci tiene a far sapere che la nobiltà è stata acquisita con merito.
straordinaria testimonianza originale il disegno dell'architetto Francesco Mottoni, con la soluzione definitiva approvata dal committente Nicola Loschi, meno appariscente, che prevedeva lo scalone interno e non esterno. E se non fossi stato mesi 3 in Vicenza per un forte impegno che da molti anni avevo e che per destrigarmi ho dipinto, si può dire, giorno e notte senza respiro. È da questa lettera che scrive Tiepolo all'amico Ludovico Ferronati che apprendiamo come l'intero ciclo della villa sia stato realizzato solamente nei 3 mesi dell'estate del 1734. Tiepolo si esprime questa volta senza il quadraturista, in un registro sempre dal tono classico veronesiano in cui non manca però la componente del capriccio. Le figure allegoriche mutuate da Rippa vengono messe in scena in uno sviluppo drammatico-narrativo simile a quello di un divertimento teatrale. Un complesso soffitto allegorico in cui vediamo il solito angelo che si libra scompostamente nell'aria squillando la tromba. È la fama che annuncia il trionfo della gloria tra le virtù cardinali. L'innocenza, candida come l'agnellino che ha nelle mani, scaccia aiutata dal putto l'inganno, dalle gambe a coda di serpente. La vigilanza, dalla fiaccola accesa, trionfa sul sonno, o forse sarebbe meglio dire l'operosità, come quella dei putti che si apprestano alla vendemmia, trionfa sulla pigrizia. La liberalità che dispensa i doni. La concordia maritale che lega letteralmente i 2 amanti con la catena dorata con il cuoricino e poi il bellissimo cagnolino, simbolo di fedeltà ovviamente, che ci guarda. Da una parte la superbia, vanitosissima, non si degna nemmeno di guardarci, ci dà le spalle, regge il pavone e tiene lo specchio per guardarsi. Dall'altra, al contrario, l'umiltà, vestita di bianco, che tiene sotto i suoi piedi lo scettro del potere e le ricchezze. L'onore ci guarda con espressione seriosa mentre viene incoronato dalla virtù. In definitiva, il ricchissimo apparato iconografico scandito negli affreschi di Tiepolo andava a rappresentare una scala di valori che la società aristocratica avrebbe sempre dovuto tenere come riferimento. Villa Zileri è stata abitata dalla famiglia Zileri fino agli anni 70, anni in cui è stata venduta ad una società privata di cui faceva parte anche mio padre. Poi le vicende storiche e imprenditoriali della società hanno portato a fare in modo che la proprietà rimanesse solo della nostra famiglia. La villa è stata completamente ristrutturata dai tempi in cui i conti l'hanno lasciata e riportata a quello che era forse la sua natura originale, per cui un elemento in cui le persone, un elemento architettonico e di definizione anche del paesaggio in un certo senso, in cui le persone vivono, le persone lavorano, è abitata. La villa nella sua conformazione architettonica è appunto del 1700, il parco invece è il parco che ha voluto Drusilla Loschi dal Verme nel 1850, disegnato da Balzaretti, realizzato dall'architetto Carregaro Negrin. Abbiamo fatto il conto che tra chi abita qui e alla mattina esce per andare a lavorare o chi arriva per venire a lavorare a Villa Zileri si muovono circa 300 persone. E
Un caro amico storico dell'arte vicentino dice appunto che la villa è tornata ad essere quello che appunto era e nella sua natura di villa veneta, un elemento abitato, un elemento caratterizzato dal lavoro e che caratterizza il territorio per la sua presenza. Spettacolare testimonianza della precedente costruzione seicentesca, la Grotta delle Conchiglie. Una vera Wunderkammer barocca con le conchiglie di diversa tipologia applicate su tutte le pareti, gli affreschi raffiguranti i baccanali, le statue di Bacco e di Arianna e gli stemmi dei Loschi che fecero costruire la grotta nel 1665 e dei Dal Verme che la restaurarono nell'800. Il committente di questa villa è Carlo Cordellina Molin, celebre avvocato veneziano, che eredita di vecchi terreni dallo zio e ci costruisce questa villa su progetto di Giorgio Massari, architetto veneziano noto per la Chiesa della Pietà. L'architettura è ovviamente ispirata a Palladio. Nel 1742, per decorare il salone principale della villa, viene chiamato Giambattista Tiepolo, che termina i lavori 2 anni dopo nella primavera del 1744. Qui, più che in ogni altro luogo, Tiepolo aderisce al modello veronesiano, reinterpretando l'aulica prosa cinquecentesca in un linguaggio più adatto ai contemporanei. Un nuovo classicismo moderno che esalta le virtù dei protagonisti. Un po' quello che andava dicendo Francesco Algarotti e che teorizzerà nel trattato sopra la pittura del 1756. La famiglia di Dario davanti ad Alessandro, un grande affresco palesemente ispirato a una celeberrima opera di Paolo Veronese, oggi alla National Gallery ma un tempo a Palazzo Pisani Moretta, dove sicuramente Tiepolo avrà potuto vederlo e studiarlo da vicino. In veronese il protagonista è Alessandro Magno che apre le braccia con magnanimità garantendo protezione alla famiglia dello sconfitto Dario. In Tiepolo protagonista è invece la regina moglie di Dario, al centro non più di spalle ma verso lo spettatore mentre supplica l'altezzoso Alessandro. In poche parole, se in veronese assistiamo ad una cerimonia, in Tiepolo a puro dramma. La continenza di Scipione. Anche qui l'ambientazione è totalmente veronesiana, con le architetture scamoziane sul fondo. Vediamo Scipione a sinistra sopra un grande trono al quale i suoi soldati, dopo la vittoria su Annibale, portano come ostaggio e come amante forzata una giovane ed avvenente fanciulla. Ma dopo aver ascoltato le sue suppliche, Scipione rifiuterà tale bottino di guerra rimandandola ai suoi genitori e al suo fidanzato. Anche in questo caso si fa evidenziare la grandezza d'animo, la magnanimità per l'appunto del protagonista. Nel grande affresco sul soffitto, l'angelo squilla la tromba sancendo il trionfo della virtù con il simulacro di Minerva e della nobiltà con la corona d'alloro. In basso cade rovinosamente sconfitta definitivamente l'ignoranza, con il piccolo pipistrello come indicato nell'iconografia del Ripa, strattonata verso il basso persino da un aggressivo putto. Qui non ci sono quadrature architettoniche, ma deliziosi stucchi alla veneziana. La decorazione inoltre è completata da
6 monocromi sul soffitto e da 4 sovrapporte raffiguranti le allegorie dei continenti. Villa Cordelina ai Lombardi è un luogo straordinario dal punto di vista architettonico, artistico ed è di proprietà della provincia di Vicenza. Il salone affrescato da Giambattista Tiepolo è il gioiello di questa villa. L'occasione di Tiepolo 250, di questa operazione che stiamo portando avanti, sia anche questa, quella di incontrare un nuovo tipo di utenza e di cittadinanza, spiegando che il nostro territorio è straordinario ed è veramente pieno di preziosi tesori artistici, come quello rappresentato da Villa Cordelina e dagli affreschi del Tiepolo. Venezia, Scuola Grande dei Carmini. Nel 1739 i preposti della Scuola dei Carmini decidono di affidare l'incarico a Giambattista Tiepolo per realizzare il soffitto della sala dell'udienza. L'artista nel documento originale, oggi all'Archivio di Stato, viene definito come il più celebre tra i virtuosi. Tiepolo realizza 2 progetti, verrà scelto il secondo e si impegnerà a concludere i lavori nel 1740. Cosa che non riuscì a fare perché era contemporaneamente impegnato a Milano a Palazzo Clerici. Così l'inaugurazione avvenne nel 1743, anche se i lavori finirono definitivamente solamente nel 1744. Un ciclo che comprende 9 tele con lo scomparto centrale che è un vero capolavoro, con la Vergine che sale trionfante al cielo mentre appare al Beato Simone Stock. Un angelo sembra sorreggere la Vergine e tiene tra le mani, non come sembra una mascherina antivirus, ma lo scapolare che aiuterà i vivi a salvarsi e le anime purganti a raggiungere la pace. Mentre sotto una rara scena macabra con tibie e crani che affiorano da antiche tombe. La Scuola Grande dei Carmini ha una lunga tradizione e apparteneva alle 8 scuole grandi di Venezia. Fondata nel 1594, fu poi riconosciuta dal Consiglio dei 10 Scola Magna nel 1767, rientrando quindi nelle grandi confraternite veneziane. La Scuola Grande dei Carmini nasce come una piccola associazione, una piccola confraternita a ridosso di un gruppo di donne, le cosiddette Episochere dei Carmini, perché siamo proprio vicinissimi alla chiesa della Madonna del Carmelo. Questo gruppo di donne erano delle pie donne che realizzavano il simbolo distintivo della confraternita e della Madonna del Carmelo, ovvero il famoso scapolare. Lo scapolare era un oggetto devozionale che serviva ad allontanare il male e le malattie. All'inizio queste pinzocche realizzavano dei piccoli ritagli di stoffa e poi con 2 piccole bretelline lo scapolare doppio veniva messo sul petto e appunto sulle scapole. Poi questa particolarità di oggetto devozionale diventò anche il segno distintivo dell'ordine carmelitano. Ovviamente nel tempo si continuò a
realizzare questi piccoli scapolari per darli ai fedeli che dietro una piccola offerta potevano proteggersi dalle malattie e soprattutto dalle tentazioni. La Scuola Grande dei Carmini, quindi, come riferito da quelli che sono i documenti antichi, nasce proprio con questo obiettivo: diffondere il cosiddetto culto dello scapolare. Nel 1739 la confraternita contatta Giambattista Tiepolo, il quale deve realizzare parte del soffitto della sala del capitolo. Ovviamente c'era un dipinto precedente, seicentesco. Il Tiepolo si rifiuta di portare a completamento con un artista preesistente il resto del soffitto. Così propone alla confraternita di realizzare tutto per la sua persona, in modo da dare un percorso unitario alla devozione dello scapolare. Quando si giunge nella sala del capitolo che ospita il grande dipinto del Tiepolo, i fedeli, come i confratelli in passato, erano illuminati dalla luce della verità e della salvezza. Il grande scomparto centrale poi mostra una delle caratteristiche più importanti di Giambattista Tiepolo: lo scorcio ardito, la luminosità, la cromia particolarmente brillante. Attorno al grande scomparto poi il Tiepolo realizzerà degli riquadri che rappresentano virtù, beatitudini e allegorie. Quelle virtù, quelle beatitudini e quelle allegorie che i confratelli dovevano vivere per giungere poi alla salvezza. Ci sono poi dei riquadri che raccontano la storia stessa dello scapolare, come ad esempio un operaio che, lavorando nella parte esterna della scuola, precipitò dalle impalcature ma si salvò perché un angelo gli consegnò immediatamente lo scapolare, che gli salvò la vita e anche l'anima. Il museo conserva diverse opere di Giambattista, ma non tutte dipinte originariamente per questo palazzo. Tra queste, quella che vedete alle mie spalle, La nobiltà e la virtù scacciano l'ignoranza, dipinta tra 1744 e 1745 su commissione di Pietro Barbarigo per il suo palazzo a Santa Maria del Giglio. L'opera, quando venne messa in vendita dagli eredi, venne intelligentemente acquistata dal Comune di Venezia e portata qui a Carezzonico, dove è stata adattata ad un soffitto. Ma oggi la possiamo vedere ancora da più vicino perché è stata da poco restaurata. L'ignoranza, con il suo caratteristico pipistrello, cade e si copre la faccia dalla vergogna, quasi derisa dai puttini sulla sinistra. Un angioletto acrobatico al centro fa una capriola all'indietro, mentre un ragazzino dallo sguardo intelligente, forse un giovane Barbarigo, regge il manto della nobiltà in favor di camera. Un altro soffitto staccato dalla sua sede originale e portato qui, Zefiro e Flora, realizzato da Tiepolo nel 1732 in occasione del matrimonio fra Antonio Pesaro e Caterina Sagredo. Una bellissima coppia, lei Flora, dea della primavera e dei fiori, sensualissima dai seni scoperti e il manto aranciato. Lui, Zefiro, dio dei venti, dal fisico atletico e dalle originalissime ali da libellula. Ad evidenziare il carattere amoroso della tela, persino i puttini in alto si stringono in un abbraccio. Un'allegoria che doveva essere di buon auspicio per i novelli sposi. Finalmente un affresco originariamente dipinto proprio per questo palazzo. Un'altra allegoria nuziale dipinta nel 1757 in occasione del matrimonio fra Ludovico Rezzonico e Faustina Savorgnan. La coppia di sposi viene portata nel carro di Apollo. Molte le allegorie che arricchiscono di significati la scena. La fama che squilla la tromba, le grazie in basso a sinistra,
il merito, ossia il vecchio barbutto che regge la bandiera con lo stemma degli sposi vicino al Leone di Venezia. La verità nuda con il sole in mano. Strano a dirsi, ma a sembrare quasi uno dei protagonisti della scena, occupando il centro della composizione, è il grande cavallo dall'ardita scorciatura. La decorazione dell'appartamento degli sposi prosegue in questa sala, dove Giambattista Tiepolo, insieme a Mengozzi Colonna che realizza le quadrature architettoniche, affresca il merito che sale al Tempio della Gloria Immortale. Lo stesso vecchio barbutto coronato di alloro dell'affresco precedente sale al Tempio della Gloria Immortale. La nobiltà alatta regge una lancia, mentre la virtù, riccamente vestita, viene ripresa di profilo. In basso un putto regge il libro d'oro della nobiltà veneziana, dove i Rezzonico erano iscritti dal 1687. La fama in alto dà fiato alle trombe. Ci troviamo nella sala con gli affreschi di Zianigo di Gian Domenico Tiepolo a Carezzonico, il Museo del Settecento veneziano. Gli affreschi aggiungono il museo nel 1935, quando viene allestito e creato il Museo del Settecento veneziano, e hanno una vicenda complessa perché vengono strappati nel 1906 dalla loro sede originaria per essere venduti all'estero, in Francia per l'esattezza. La cosa viene intercettata, finisce sui giornali, insomma fa scandalo, e il Comune di Venezia assieme allo Stato italiano intercetta la vendita, acquista le opere e le affida ai musei civici veneziani. Vengono prima esposte nella sede dei musei civici al Fondaco dei Turchi, dove adesso è il Museo di Storia Naturale, e poi vengono esposti qui. L'allestimento che si vede in queste sale riproduce esattamente quella che è la pianta della villa di Zianigo della famiglia Tiepolo. Sono spazi piccoli perché si tratta in verità di una villa modesta, non è quella di un patrizio, ma di un artista, per quanto famoso, comunque non un nobile. Si tratta di uno degli episodi più affascinanti dell'arte del Settecento, europeo, non solo italiano o veneziano. Sono opere sui generis perché non vengono eseguite per un committente specifico, ma sono realizzate dall'artista per se stesso, per la sua stretta cerchia di congiunti, in casa propria. Sono quindi opere svincolate da qualsiasi norma di soggetto, iconografica, e quindi Gian Domenico lascia scivolare via tutta la sua vena creativa senza alcun vincolo. Gli affreschi vengono realizzati in un periodo piuttosto lungo, dal 1758 circa fino al 1797. Qui siamo davanti a quella che forse l'opera più famosa, ossia il Mondo Novo, in quello che originariamente era il portico della villa. Sviluppa un tema che l'artista aveva già affrontato alla villa Valmarana ai Nani, vicino a Vicenza, che qui viene portato però a una dimensione monumentale. In quest'opera Gian Domenico capovolge quella che è la concezione classica della raffigurazione. La scena non si palesa all'osservatore, ma al contrario si nega. Allo stesso tempo noi non abbiamo un vero soggetto, noi stiamo guardando delle persone di spalle che guardano qualcosa. Il soggetto in sé è solo una scusa, si tratta del Mondo Novo, ossia l'antenato del cinema, dove delle stampe colorate raffiguranti paesi esotici venivano mostrate alla gente del popolo. Ci danno le spalle anche gli eleganti signori che passeggiano in campagna con il cagnolino.
Anche il piccolo oratorio della villa è stato qui ricostruito, con gli angioletti, l'altare e gli affreschi. Negli ultimi anni della sua vita Gian Domenico Tiepolo è ossessionato da questa maschera della commedia dell'arte. Realizzerà un album di 104 disegni intitolato Divertimenti per i ragazzi, dove in fogli estremamente rifiniti raffigurerà la sorta di epopea di Pulcinella. Allo stesso tempo dedica un intero spazio della villa proprio a questo soggetto. Nella visione di Gian Domenico la figura di Pulcinella è comica e tragica allo stesso tempo. Vediamo che con una scala esce dalle viscere della terra e popola come se fosse una sorta di parassita il mondo comune, facendo il verso a tutte quelle che sono le attività dell'uomo e, se vogliamo, quasi offrendo una specie di controcanto comico di quelle divinità e delle mitologie affrescate dal padre. In questo caso ci troviamo di fronte a un mondo popolato da persone libere e uguali, che però non fanno niente e che in qualche modo invadono quello che è il nostro mondo comune. Il riferimento è ovviamente a quello che sta succedendo in quel momento e lo abbiamo anche nella data esatta di questa ultima serie di affreschi, che è il 1797, la data della caduta della Serenissima. Quest'anno un po' particolare cade l'anniversario appunto dei 250 anni di Giambattista Tiepolo. Mirano ci tiene a sostenere questo progetto che ha l'obiettivo di mettere in rete i luoghi dove è stato Giambattista Tiepolo, dove ha preso ispirazione e dove ci ha donato delle opere favolose. Ringraziamo il Circolo ACLI del Miranese, vogliamo anche fare appello a tutti gli amministratori di questi luoghi affinché continui questo lavoro di messa in rete. I nostri territori possono solo beneficiare da un lavoro di connessione tra di noi. Villa Valmarana ai Nani, così chiamata per queste 17 simpaticissime statuette in pietra raffiguranti i nani, ora disposti sul muretto, una volta disseminate per il parco. La villa viene costruita nel 1669 per l'avvocato vicentino Giovanni Maria Bertolo. Alla sua morte passerà in eredità a sua figlia, che la venderà a Giustino Valmarana. Giustino chiama il famoso architetto Francesco Muttoni, fa ampliare il complesso e trasforma l'originaria barchessa in foresteria. Nel 1757 Giustino chiama per la decorazione della palazzina e della foresteria Giovan Battista Tiepolo e Gian Domenico, appena tornati da Würzburg. Il risultato? Un capolavoro straordinario, che ci permette più di ogni altro luogo di confrontare l'arte sublime di Giambattista e quella
nuova la pittura della realtà di Gian Domenico. Nella palazzina Giustino Valmarana, il committente, chiede a Tiepolo di utilizzare soggetti eroico-amorosi desunti dall'epica classica, Iliade e Odissea, e da quella moderna, l'Orlando Furioso di Ariosto e la Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. All'ingresso il sacrificio di Ifigenia, in cui la povera fanciulla si salva dal martirio grazie all'improvviso arrivo su di una nuvoletta di un cerbiatto mandato da Diana, che ovviamente verrà sacrificato al posto suo. Mirabili le illusionistiche architetture dipinte da Girolamo Mengozzi Colonna, fedele collaboratore di Tiepolo anche in questa impresa. Sala dell'Iliade. Briseide viene catturata e fatta schiava e consegnata ad Agamennone. I personaggi sono come attori su un palcoscenico teatrale. Violentissima la dea Minerva, che tira i capelli e placa l'ira funesta di Achille, che stava per scagliarsi sul vecchio Agamennone. L'eroe allora si ritira a meditare seduto sopra questa balaustra, mentre dietro Tetti, sua madre, ninfa del mare, lo consola. Sala dell'Eneide. In un'ambientazione assolutamente veronesiana, Enea presenta Cupido nelle vesti di Ascanio a Didone. Mercurio esorta il pensieroso Enea a lasciare Cartagine. Sala dell'Orlando Furioso. Angelica soccorre Medoro ferito. Dietro un contadino con il cavallo osserva la scena. La coppia verrà così ospitata nella casa di due contadini e qui la vediamo nel momento del loro commiato. La capanna e i contadini spettano qua a Gian Domenico, specializzato in questo genere di figure, come poi vedremo meglio nella foresteria. Come fa ancora oggi qualche ragazzino, Angelica incide romanticamente sull'albero il nome del suo amato. Sala della Gerusalemme liberata. Armida si innamora di Rinaldo addormentato, un soggetto che Tiepolo ripeterà più volte in altre opere. Rinaldo e Armida sorpresi da Ubaldo e Carlo. Cosa straordinaria del complesso è che oltre alla palazzina anche la foresteria è completamente affrescata. La foresteria è affrescata da Gian Domenico, ad eccezione di questa sala, la sala dell'Olimpo, affrescata da Giambattista, in cui il registro rimane aulico. Alle pareti, infatti, vediamo divinità e soggetti della mitologia che ci guardano racchiusi entro eleganti quadrature architettoniche. E così noi su questo salottino chiacchieriamo, mentre sopra Venere e Marte chiacchierano sulle nuvole. Sala del padiglione gotico, così chiamata per la particolarissima quadratura architettonica che imita l'eclettica architettura di un padiglione in giardino. E qui cambia tutto, perché gotico significa anticlassico e pittoresco, che si accorda alla pittura naturale di Gian Domenico. Completamente diversa l'atmosfera,
da quella sognante e legata al mondo della mitologia del padre. La passeggiata invernale, con queste scicchissime signore che passeggiano con i loro eleganti abiti. La passeggiata estiva, di spalle, con il ventaglio e con l'ombrellino. Stanza delle scene campestri. Anche qui, a differenza del padre, non c'è spazio per le divinità, ma i protagonisti sono i contadini, con dei brani pittorici già di gusto ottocentesco. La famiglia del contadino a mensa, un soggetto rustico che ci riporta alla pittura aneddotica di Pietro Longhi, la donna incinta che mangia la polenta rigorosamente in piedi come da tradizione veneta. La vecchia di profilo con il cesto di uova mentre sgrana il rosario all'ombra di un albero. Stanza cinese. Come in tutte le più importanti residenze europee dell'epoca, non poteva mancare la stanza esotica che evoca il mondo cinese, con i suoi bizzarrissimi cappelli e quel particolare fascino del mondo lontano e misterioso. Stanza delle scene di carnevale, con una straordinaria quadratura architettonica che imita una scala con la balaustra, in cui vediamo il servo moro che scende le scale con il vassoio, il vaso di finta porcellana che richiama le vere porcellane e l'affresco del mondo nuovo, l'affresco che Gian Domenico riprenderà nella villa di Zianigo. Divertentissima la scimmietta legata alla balaustra con la corda, che con i suoi salti forse sta per rompere il prezioso vaso di porcellana. Sala dei putti. Qui giocano con il pappagallo, inequivocabile firma tiepolesca, e qui giocano invece con un carrettino che è l'antenato del monopattino. Siamo qui con Maria Carolina di Valmarana, che appunto è discendente di Giustino Valmarana, che commissionò gli affreschi ai Tiepolo. Quindi questo spazio, questa villa insomma, fa parte della storia della vostra famiglia. Certamente, e buongiorno. Sì, fu Giustino Valmarana che nel 1757 chiamò a dipingere questa villa da Giambattista e da Gian Domenico Tiepolo. Ed è assolutamente una villa di famiglia, perché se all'inizio era una villa di villeggiatura e la famiglia nel Settecento, nell'Ottocento, ai primi del Novecento viveva soprattutto nel Palazzo di Città, i miei nonni Giustino Valmarana e Amalia Spingardi, quando si sposarono negli anni '20, vennero a vivere qua. Mia nonna e mio nonno dormivano nella stanza delle cineserie e mio padre e suo fratello Angelo dormivano nella stanza dei contadini. Il tempo passato, nel 2005, alla morte di Angelo, io e la mia famiglia siamo venuti qua da Milano per occuparcene. E quindi è diventata la nostra vera casa per me e il mio marito e le due mie figlie. Quindi sì, certamente una villa di famiglia, una villa abitata dalla famiglia, una villa molto amata e anche una villa con gli stessi mobili che ci servivano per mangiare, le sedie per sederci, quindi il copriletto dei nonni, le tende di una vera casa, e quindi noi trattiamo questa parte della casa come una casa di famiglia. Spero che chi viene a visitarla si senta abbracciata da questa
senso proprio di familiarità e che abbiamo voluto portare avanti. Prima mi diceva anche così la particolarità di dormire sotto degli affreschi che insomma rappresentano un capolavoro della storia dell'arte veneta, ma non solo. Sì, io ho avuto degli amici americani che ho messo a dormire nei contadini e mi hanno detto che non hanno chiuso occhio. Noi venivamo qua da quando eravamo piccoline a settembre e giugno e quindi è normale, se posso usare questo termine, dormire sotto Gian Domenico soprattutto. Benissimo. E lì vediamo anche, a proposito della famiglia, delle fotografie di vari periodi, di varie epoche, che anche lì insomma ripercorrono un po' i vari personaggi della vostra famiglia. Sì, diciamo che vi racconto le ultime 2 generazioni. Vedete sul cavallino, sul calesse, mio nonno Giustino Valmarana, proprietario della foresteria, e il suo fratellino piccolo, Tommaso, proprietario della palazzina, e tutti e 5 le sue sorelle. E poi anche una visita illustre che c'è stata qui. Sì, alla regina madre d'Inghilterra, ed è stata una lunga visita che non dimenticherò mai. Gentile, cortese, ma guardie del corpo, macchine, sirene che per tutta Vicenza, eccetera, ed era una signora così gentile e così poco presuntuosa. Voi sapete che non bisogna mai baciare le mani alla regina, ma bisogna fare un inchino, cosa che noi abbiamo fatto, ma il personale non era stato informato di questo e quindi si erano messi tutti in fila fuori dalla foresteria, hanno stretto la mano e hanno detto "Buongiorno regina!" e questo rimarrà negli annali. Lei impassibilmente ha dato la mano e le ha strette a tutti quanti. Allora una villa privata che però è molto attenta anche all'apertura al pubblico, ai suoi visitatori, giusto? Assolutamente. Intanto siamo aperti 364 giorni all'anno, dalle 10 alle 18 e dalle 10-18 d'estate e dalle 10 alle 16 d'inverno con orario continuato. Siamo aperti per eventi, matrimoni, convention, eccetera, ma soprattutto siamo molto attenti e molto avanti alle esigenze del cliente. Abbiamo un bookshop molto ben fornito, una sala immersiva con dei film sulla villa a 360 gradi, abbiamo un bar aperto e un sistema di booking online. Chi vuole vederci non ha difficoltà, rispondiamo immediatamente alle mail, i gruppi devono prenotare, le scuole devono prenotare, ma i singoli non necessariamente. Abbiamo cercato di facilitare la visita alla Villa Valmarana quanto più possibile. Siamo sempre qua a dare il benvenuto, a fare un sorriso, a dire buongiorno come proprietari. Ecco, quest'anno è anche un anno speciale. Sono i 250 anni dalla morte di Giambattista Tiepolo e so che è stata organizzata una rete, avete fatto una rete praticamente tra i luoghi del Tiepolo qui a Vicenza, giusto? Abbiamo fatto rete con le ville e i luoghi che propongono o hanno Tiepolo, Giambattista soprattutto. Quindi accanto a Villa Valmarana ai Nani abbiamo Villa Zileri Morterle, Villa Cordellina Lombardi, la Pinacoteca di Palazzo Chiericati e i 7 affreschi al Palladio Museum. Abbiamo fatto un biglietto unico, quindi c'è una grande convenienza ad acquistarlo. Uno degli obiettivi, e mi permetto di dire che non è da meno, noi vorremmo trasformare la città di Vicenza non solo nella città di Palladio, ma anche nella città di Tiepolo. Un ciclo, quello di Villa Valmarana, che rappresenta uno dei più alti vertici della pittura veneta e non solo del Settecento. E pensare che il suo committente, Giustino Valmarana, non poté vedere nemmeno completato perché morì nell'anno della sua esecuzione. Altra tappa Este. Duomo di Este,
chiesa di origini antichissime dedicata a Santa Tecla, vergine e martire dell'Anatolia. La chiesa venne completamente ricostruita in seguito ai gravi danneggiamenti subiti con il terremoto del 1688. Grazie all'intraprendenza dell'arciprete di allora Marco Marchetti viene promosso un originale e ambizioso progetto architettonico affidato all'architetto veneziano Antonio Gaspari. Pianta ovale, con una continua fusione di elementi palladiani e longheniani e con gli stimoli più attuali del barocco romano. Dal 1702 il Duomo di Este ha una nuova pala d'altare, la glorificazione di San Lorenzo Giustiniani di Antonio Zanchi. Un'opera che verrà ritenuta inadeguata da Carlo Rezzonico, vescovo di Padova e futuro Papa, perché appariva come troppo autocelebrativa, con la figura del Marchetti committente in primo piano con il cielo in mano davanti al Papa e un insieme di vescovi ritratti reali che distoglievano l'attenzione generale dalle figure dei santi in alto. La pala è stata infatti nascosta oggi in questo scalone vicino alla sacrestia. Tra 1758 e 1759 la magnifica comunità di Este affida l'incarico dunque a Giambattista Tiepolo di realizzare una nuova pala d'altare. Nasce così Santa Tecla intercede per la liberazione di Este dalla peste. Posta in Duomo la vigilia di Natale del 1759, che con i suoi quasi 7 metri di altezza è certamente da annoverare tra i capolavori della pittura sacra di Tiepolo. L'artista, attenendosi alle indicazioni ricevute, ritrae la protettrice della città Santa Tecla che prega il Signore affinché salvi la comunità di Este dalla terribile pandemia che sconvolse la città nel 1630. Non era il coronavirus ma la tremenda peste. Il restauro, quasi concluso ma ancora in corso d'opera, ci permette di osservare la grandiosa tela da pochi centimetri di distanza. La disperazione del popolo e il fetore nauseabondo dei cadaveri. Commovente il dolore straziante della bambina davanti a sua madre ormai morta. Una specie di deposizione che altro non è che il trasporto dei defunti di peste. La preghiera della santa funziona e su ordine del Padre Eterno la peste viene letteralmente scacciata a calci dagli angeli, mentre si propaga nell'aria una sublime luce dorata che scaccia le ombre notturne del male. Sullo sfondo il profilo della città, il suo castello e le sagome dei Colli Euganei. Immancabile la firma in basso a sinistra. Gio Batta Tiepolo Fecit. Il restauro della pala di Santa Tecla è stato un evento molto importante per la nostra comunità. Iniziato nel 2012, arriva verso la conclusione, fra qualche mese prima di Natale speriamo avrà la possibilità di essere collocata nel suo posto originario. Il restauro è stato un restauro lungo perché ha dovuto affrontare parecchie difficoltà, in particolare la prima fase è stata soprattutto una pulitura molto accurata di tutte le incrostazioni che in questi 300 anni la pala ha subito e quindi c'è stata una valorizzazione di tutto l'aspetto pittorico della pala. Un altro problema molto importante è che questa pala è in una posizione curva perché segue l'andamento dell'abside e quindi era importante trovare una soluzione di un telaio che permettesse che la pala potesse rimanere tesa però in una posizione anche particolare. È significativo che questo restauro si concluda in questo tempo particolare.
mai avremmo pensato che ci fosse, fra virgolette, un'altra peste, ecco, a segnare le nostre giornate e questi mesi. Però ecco, la rappresentazione e l'importanza di questo quadro, ecco, ci ricorda come anche oggi abbiamo bisogno di superare e di vivere, ecco, questo tempo con fiducia, con speranza e con la possibilità, ecco, di desiderare, ecco, giorni migliori. Villa Pisani a Stra sul fiume Brenta. La villa viene fatta costruire dalla ricchissima famiglia Pisani, la stessa del palazzo omonimo in Campo Santo Stefano a Venezia. L'edificio, eretto tra 1736 e 1756, venne progettato inizialmente da Girolamo Frigimelica, a cui si devono solamente le scuderie e le altre decorazioni nel giardino. Poi terminato da Francesco Maria Preti, a cui spetta il vero e proprio progetto che conferì alla facciata questo aspetto straordinariamente monumentale dal gusto neopalladiano. Tiepolo verrà qui chiamato per affrescare il grande salone della villa. Come apprendiamo dalla corrispondenza con il conte Algarotti, inizialmente Giambattista pensava di impiegarci 3 o 4 anni, invece realizzerà l'opera tra il maggio del 1760 e i primi mesi del 1762, anche perché subito dopo Tiepolo sarebbe partito per Madrid, dove era stato chiamato dal re di Spagna per affrescare il Palazzo Reale. Giambattista dà qui vita ad una delle sue più sorprendenti macchine scenografiche illusionistiche. Sfonda il soffitto e proietta lo spettatore in un immortale Olimpo tiepolesco. Il soggetto dell'affresco è l'apoteosi della famiglia Pisani. La fama della famiglia non è affidata alle imprese gloriose del passato, ma a quelle dei giovani eredi che le compieranno nel futuro. Novità dunque per Tiepolo la presenza nello spazio celeste di ritratti di personaggi viventi. Le 4 parti del mondo. Su una nuvola più alta che domina le altre, l'Europa con il toro. L'Asia con le orecchie da elefante, l'Africa con lo scrigno delle materie preziose e al centro l'America, rappresentata da una pelle rossa con la faretra colma di frecce. In basso la gloria bellica dei Pisani, in cui vediamo forse Andrea Pisani che lotta vittoriosamente contro gli avversari secolari di Venezia, i turchi. La divina sapienza che ricorda inevitabilmente la Madonna. Più in basso le virtù, la fede con il sacro libro e il volto velato, la carità con un bimbo sulle ginocchia che ci guarda, la speranza di spalle con l'ancora, la giustizia con la spada e la bilancia e in secondo piano la fortezza con il leone. Rara l'iconografia dell'Italia, che con la corona turrita e lo scettro guarda verso gli altri continenti e addita un gruppo di bellissime fanciulle che danzano brandendo gli ulivi della pace. Al di sotto compaiono le arti e le scienze, l'astronomia con la sfera armillare, la pittura con il pennino in mano, la scultura con il mazzuolo e con la testa appena scolpita e la musica con la tromba e lo spartito. Sopra la parte più inaspettata dell'affresco, i figli della famiglia Pisani accanto alla personificazione di Venezia. Vicino la nuda verità e l'abbondanza che sparge i suoi beni. E poi straordinarie bizzarrie tiepolesche, una coppia di contadini che beve il vino e suona, e da sotto il tavolo delle curiose gambe penzolanti che sembrano letteralmente fuoriuscire dall'affresco.
Siamo nel 1760 e sappiamo che Giovan Battista Tiepolo sta lavorando ai cartoni preparatori e ai bozzetti per questa straordinaria opera. E scrive al suo amico Francesco Algarotti stimando che sarebbe stato occupato in questa impresa 3-4 anni. Sappiamo invece che le cose andarono diversamente. Mentre infatti era già iniziato, avviato il cantiere, viene chiamato da Carlo III, re di Spagna, perché lo vuole a Madrid per affrescare la Sala del Trono. E naturalmente questo incarico è estremamente importante, di prestigio non solo per il Tiepolo ma anche per la Serenissima. Così lo stesso inquisitore Foscarini fa pressione sul procuratore Pisani perché lasci partire il Tiepolo. Questa situazione estremamente imbarazzante viene risolta dal Tiepolo in maniera straordinaria. Gli viene dato un ultimatum: potrà completare l'opera solo se riuscirà a farlo entro febbraio del 1762. Il cantiere di fatto inizierà a marzo 1761 e verrà concluso esattamente nella data prefissata. Sappiamo quindi che realizzerà tutta questa splendida opera, il soffitto per intero sono oltre 300 metri quadrati, in 76 giornate di cantiere sugli impalcati, con l'aiuto dei suoi figli Gian Domenico e Lorenzo Tiepolo. Questa sarà l'ultima opera che realizzerà in Italia, infatti partirà subito dopo per Madrid, dove morrà nel 1770. Mirano, Duomo di San Michele Arcangelo, edificio costruito a fine 600 partendo da una chiesetta rinascimentale. Curioso il grande soffitto di Giovanni de Min, nell'Ottocento ma non certo all'altezza dell'estrosa fantasia tiepolesca. La pala raffigura Sant'Antonio mentre compie il miracolo di risanare un giovane che si era tagliato un piede per autopunirsi di un calcio dato alla madre. La scena scelta da Tiepolo precede l'evento miracoloso e presenta il santo che si avvicina al giovane disteso con un braccio levato e l'altro recante il piede reciso. L'intera composizione assume una connotazione teatrale con la disposizione delle architetture come fossero delle quinte. Siamo qua davanti alla pala d'altare di Giambattista Tiepolo. Questa pala nella terra dei Tiepolo costituisce il vertice, uno dei vertici, di un triangolo affascinante, al cui interno c'è la storia di una famiglia d'artisti, la storia di un territorio, la storia di un periodo artistico. Un altro collegamento interessante che si può fare è quello con la venezianità. Abbiamo qui a Mirano Gian Domenico, abbiamo prima di lui Giambattista. Non è casuale questo collegamento, perché Mirano, essendo città d'acqua, di mulini e quindi di attività anche industriale, fin dal Cinquecento ebbe una fioritura di ville di veneziani che venivano qui ad investire.
Ed ecco allora che la presenza di questi artisti è un altro tassello nella storia del territorio, un altro forte collegamento con la venezianità, di cui una cosa al giorno d'oggi forse un po' curiosa e ghiotta da ricordare è che a Mirano, a differenza di tutti gli altri paesini dell'entroterra, si parla un dialetto di tipo veneziano. Io ho conosciuto Giambattista Tiepolo attraverso il figlio Gian Domenico, anche egli pittore, perché ho interpretato la parte di Gian Domenico Tiepolo in una performance multimediale, teatrale, scritta da Gianna Marcato, dove Gian Domenico racconta alcuni momenti salienti della sua biografia, con particolare riferimento al suo rapporto con il padre Giambattista. Rapporto artistico e umano, diciamo. E ora questo filmato è disponibile in rete in alcune applicazioni, diciamo, di turismo culturale. E così, diciamo, Giambattista e Gian Domenico insieme ora stanno volando, digitalizzati in rete in tutto il mondo. Mio padre, il grande Giambattista Tiepolo, era celebre in tutta Europa. L'Europa del Settecento fu sua. Celebre, sa perché? Per aver scoperchiato i soffitti di ville, palazzi, chiese. Dipingeva i soffitti annullandoli. Dipingeva il cielo, le nuvole, figure alate, come se dall'alto potesse penetrare l'intero universo. Giornata di nebbia a Zianigo. Chiesa della Natività di Maria, di origini quattrocentesche, rimaneggiata nel Settecento e poi ancora ampliata fino all'Ottocento con la nuova facciata. Nel 1799 Gian Domenico viene chiamato per realizzare il grande affresco sul soffitto con la Natività di Maria. Un'opera purtroppo completamente danneggiata nel momento in cui la chiesa viene ingrandita a fine Ottocento e quindi completamente ridipinta e addirittura ingrandita, lasciandoci così oggi solamente una minima parte dell'opera originale. Ci rifacciamo gli occhi sopra l'ingresso di sinistra, dove troviamo invece una bella pala di Gian Domenico datata 1778, ossia il periodo successivo alla morte di Giambattista e dunque corrispondente al suo ritorno dalla Spagna, quando per assolvere a composizioni di carattere religioso e celebrativo il pittore si serviva di spunti compositivi tratti dal repertorio paterno. Terra di Tiepolo non è uno slogan, diciamo, fittizio, ma è la lettura di questo territorio dove la presenza di Tiepolo è stata quanto mai lunga e soprattutto per la presenza di tracce tiepolesche in tutto il territorio. Un territorio che ha come perno centrale la villa di Zianigo, la villa di Tiepolo, che costituisce assolutamente nell'ambito dell'attività culturale italiana, rappresenta un unicum, nel senso che è una delle poche case, se non quasi l'unica, insieme alla Quinta del Sordo di Goya a Madrid, dove l'artista usa questo edificio per affrescare, come ha fatto Gian Domenico Tiepolo, tutte le pareti, ogni centimetro quadrato, però raccontando la sua intima storia, la sua personale storia, perché non si tratta più di avere una committenza a cui rispondere con un tema, ma leggere la propria, diciamo, vita, la propria biografia, e lui questa biografia l'ha rappresentata proprio attraverso gli affreschi che ha realizzato nella villa e che successivamente poi negli ultimi 20 anni si è ritirato definitivamente a Zianigo e in una fase, come dire, di follia, ha realizzato centinaia e centinaia di disegni, molti dei quali sono ancora da riscoprire.
dalle nebbie della laguna alle nebbie della pianura. Giambattista Tiepolo compra nel 1757 la villa che vedete alle mie spalle, che era già stata eretta nel 1688 per Cristoforo Angeloni. La compra e ci viene a abitare, ma purtroppo per poco, perché nel 1762 parte con il figlio per Madrid, dove morirà nel 70. Al momento della morte di Giambattista, Gian Domenico verrà a abitare lui in questa villa e la affrescherà completamente. Nella villa sono rimaste le sinopie perché i Tiepolo dipingevano con molto colore, per cui c'era stata la possibilità, una volta tolto il primo strappo, di avere alle pareti ancora delle figure, delle ombre estremamente interessanti. La cosa importante sarebbe che questo edificio, questa villa, che rappresenta, ripeto, un unicum a livello internazionale per quanto riguarda i beni culturali, dovrebbe in qualche modo essere usufruita, ecco, perlomeno fatta conoscere dal pubblico, e sarebbe per Mirano una cosa importantissima. Nel 250° anniversario della morte di Giovan Battista Tiepolo, il Comune ha accolto con molto favore la proposta delle ACLI di Mirano, che da tempo hanno un esperimento che si chiama Ambasciatori del Tiepolo nel mondo. E con questa iniziativa intendiamo fare una cosa analoga, cioè mettere insieme coloro che in Italia e nella nostra regione, ma anche fuori nel mondo, hanno conosciuto e sono in grado di introdurci nei luoghi tiepoleschi. Di Giovan Battista certamente, ma anche del talentuoso figlio Gian Domenico, di cui noi a Mirano abbiamo resti. Soprattutto di entrambi è pregevole la vista della villa. Nel 1988 la mostra I Tiepolo, virtuosismo e ironia, organizzata a Mirano dall'allora assessore alla cultura Alberto Gregio, della giunta guidata dal sindaco Milan, ha dato il via alla riscoperta della presenza di questa famiglia di artisti nel territorio, inaugurando un trentennio di iniziative diverse di studio e di valorizzazione delle loro opere presenti in questa zona, iniziative che talvolta hanno coinvolto anche le scuole. Fra queste opere ricordiamo anche l'affresco raffigurante la gloria dei santi Pietro e Paolo, nel soffitto della parrocchiale di Scaltenigo, attribuito a Gian Domenico, e l'affresco riaffiorato nel soffitto di Villa Angeloni Bianchini a Zianigo qualche decennio fa, pure attribuito a Gian Domenico, con una iconografia ricorrente anche in Giambattista. Rappresenta infatti il merito, la nobiltà e la virtù. Significativamente, la Villa Bianchini è stata al centro di una serie di iniziative promosse da varie associazioni del Miranese e dagli abitanti di Zianigo, iniziative volte alla sua conservazione e valorizzazione. Il Miranese dunque è terra dei Tiepolo per la scelta di questi artisti di acquistare una villa e alcuni terreni in queste campagne e, nel caso di Gian Domenico, di partecipare attivamente alla vita delle comunità di Zianigo e Scaltenigo, come testimoniato da documenti di archivio. L'adesione alla civiltà di villa per i Tiepolo riguardava la loro stessa vita personale e familiare, e la loro pittura non ha celebrato solo la cultura e i costumi della nobiltà veneziana e della villeggiatura, che aveva in quest'area della terraferma veneta, oltre che sulle rive del Brenta, un profondo radicamento, ma anche elementi paesaggistici di questo territorio e usi e costumi popolari di allora di queste campagne. Abbiamo visto capolavori di Giambattista Tiepolo a Venezia e nell'entroterra veneto, ma naturalmente nella sua prolificissima produzione si annoverano fra le altre le imprese pittoriche realizzate a Udine, che lo consacrarono come veronese redivivo, e a Milano, dove si recò ripetutamente, ampliando la sua fama a livello internazionale. Alla fine del 1750
Giambattista Tiepolo arriva a Würzburg, accompagnato come di consueto dai due figli, Giandomenico e Lorenzo. È convocato dal principe vescovo von Greifenklau per decorare la residenza ed è arrivato fin là grazie alla mediazione di un mercante tedesco che risiede a Venezia da lunghi anni, Jacob Mehling. L'impresa di Würzburg è fra i vertici dell'arte tiepolesca e la grandiosità, la luminosità sfavillante degli affreschi realizzati dai Tiepolo nella residenza forse senza uguali. Anche a Würzburg abbiamo un'ambasciatrice della terra dei Tiepolo, un'ambasciatrice per così dire di adozione. Si tratta di Silvia Vassallo, paleologo, palermitana di origine, musicista che vive e lavora in Germania, ma che entusiasta di questo capolavoro tiepolesco che ha avuto modo di ammirare come è arrivata a Würzburg, ci ha tenuto a dare subito la sua disponibilità a collaborare con noi. Buongiorno cari amici dall'Italia e anche dall'estero, dal Museo Martin von Wagner dell'Università di Würzburg. Qui siamo davanti ad una gigantesca testa, un autoritratto di Tiepolo. Questo mostro è dedicato proprio al lavoro che alla fine ha raggiunto questo imparagonabile grado di bellezza che possiamo trovare negli affreschi, anche nelle pale d'altare, per esempio, che il Tiepolo e la sua bottega hanno creato qui a Würzburg. Qui vediamo due episodi della Bibbia, dell'Antico Testamento, Ester davanti ad Ahasvero e Abigail davanti a Davide. Quindi vedi che due volte è una donna che salva il suo popolo, o il popolo ebreo, dallo sterminio, oppure la grande famiglia di Abigail, perché Davide voleva uccidere tutta la famiglia perché era molto arrabbiato con Nabal, il marito di Abigail. Lei si oppone a questo piano distruttivo e alla fine lui è convinto della sua saggezza e anche della sua bellezza. Per tutta l'opera di Giambattista Tiepolo, che sono sempre le donne sono le protagoniste e anche le persone più sovrane nei dipinti. Anche Ester, che qui perde la coscienza per paura del suo marito, perché non si poteva avvicinarsi al re di Persia senza essere annunciato, e lei per paura, per la coscienza, però sempre tramite la luce viene esaltata a modo che lei è la persona che veramente conta in questo dipinto, e questo dappertutto, anche vedo Rinaldo e Armida. Esatto, e noi diciamo Armida e Rinaldo perché anche qui Armida è la persona che agisce. Sì. Rinaldo non ha più nessuna voglia, cioè ha solo voglia di Armida, ma non è più padrone di se stesso, mentre Armida sa esattamente cosa fa, no? Anche il modo di tenere il braccio sul collo suo potrebbe essere sempre fatto così. Sì, c'è questa potenza, questa forza. Sì. Quindi le donne sono le sovrane. È impressionante anche la vivacità dei colori, sembra che queste figure proprio emergano dal dipinto. È meraviglioso. Sì, lui era un grande colorista. Questo a volte non si vede perché si ammira la larghezza degli affreschi. È un pittore che usa pochi colori, perché tutto questo rimane quasi scolorato. Non sono veramente colori, anche qui tutto al buio, pochi colori che spiccano fuori, e questo già un contemporaneo di Giambattista Tiepolo diceva che una sua caratteristica sono le tinte nette che sono così pieno di luce, soprattutto in contrasto alle tinte sporche, come lui diceva. E questo si può osservare anche nei grandi affreschi, soprattutto quello dello Scallone. Sia per Michelangelo che anche per Giambattista
contava veramente meno il soggetto, ma il formarsi del soggetto, la visualizzazione del processo creativo. Questo era il loro interesse principale, perché la scintilla della creazione così diventa una forma, e questo secondo me è la cosa più bella in tutta l'arte di Giambattista Tiepolo, che lui ci fa anche osservare il suo agire come artista. Non sono veramente le figure, le tematiche, i soggetti che contano di più, ma è proprio il processo anche lavorativo, per così dire, no? Perché è tanto lavoro prima che un'opera sia bella, però siamo testimoni di questo processo, e questo ti dà anche una sensazione di felicità quasi guardando questi dipinti, ma anche e soprattutto direi questi disegni. E lui disegnava sempre, e anche senza un motivo diciamo funzionale. Questo non è un disegno preparatorio. Questo sicuramente è fatto in neanche un minuto, per un capriccio suo. Quindi qui è in gioco anche una libertà artistica quasi senza precedenti, uno sguardo molto ambiguo, sì. E l'ambiguità è programma in questi capricci, ecco perché si chiamano capricci, no? Perché seguono i capricci dell'artista, non c'è logica, non c'è ragione in queste acqueforti. Noi abbiamo l'aspettativa di una scena che una storia, che viene narrata una storia. Questa aspettativa viene delusa da questi capricci perché non funziona, manca la logica della narrativistica. Quindi sono delle cose un po' oscure. Abbiamo disegni a penna, disegni a carbone, disegni a gessetto, poi abbiamo i dipinti certamente, abbiamo anche delle tecniche grafiche, le lastre incise, le acqueforti soprattutto, e lui era un maestro proprio in assoluto della tecnica dell'acqueforte. L'altra fondamentale trasferta all'estero di Giambattista Tiepolo e dei suoi figli coincide anche con l'ultimo atto della sua carriera e della sua vita. Come abbiamo già sentito, si tratta del trasferimento in Spagna, che lo costringe ad accelerare i tempi del cantiere di Villa Pisani a Stra. E noi ci trasferiamo in Spagna virtualmente grazie a Carlo Bindoni, un altro ambasciatore della terra dei Tiepolo. Volevo condividere solo un pensiero con te. Io sono di Milano, il posto in cui c'è la casa del Tiepolo padre e dove ci sono anche uno dei figli. Sono arrivato in Spagna 15 anni fa e una delle cose che mi ha sorpreso è, ovviamente appena arrivato in Spagna sono andato al Museo del Prado, di colpo passando da una sala all'altra e entrando vedi che i quadri mi sentivo come in casa, ecco, insomma. Ho riconosciuto lo stile pittorico, ho detto ma che strano questi quadri qui, mi sento veramente come in casa. Mi sono avvicinato, ho letto la targhetta e c'era scritto Tiepolo, e quindi mi sono sorpreso e ho detto beh, ma allora Tiepolo era veramente bravo. Quello che stai dicendo è interessante ed è importante, perché ammiriamo determinati artisti e non ad altri. Forse uno degli aspetti fondamentali è che siano riconoscibili. Cioè il fatto che tu arrivassi alla Sala del Prado e tu potessi dire questo lo conosco, significa che Tiepolo è riuscito a sviluppare uno stile riconoscibilissimo e che quindi riesci a distinguerlo dallo stile di tutti gli altri artisti delle altre sale. E questo è molto molto importante, importantissimo. Forse è uno dei tratti più importanti per distinguere un grande maestro da un bravo pittore. Giambattista e Giandomenico hanno una sala
Ci tengo a precisare che non tutti gli artisti che esponiamo al Museo del Prado hanno questo onore di avere addirittura una sala per loro. E Tiepolo ne ebbe tantissimi di rivali, che erano proprio, cioè, funzionava così: c'era un maestro che aveva il proprio atelier con tutta una serie di seguaci che poi imparavano dal maestro e poi replicavano lo stesso stile, e questo aiutava a realizzare molte opere tutte più o meno con lo stesso stile, per cui poi si popolarizzava uno stile determinato. Ma il Tiepolo invece decise di appoggiarsi a solamente 2 grandi collaboratori, i suoi 2 figli, ma qui in Spagna non hanno avuto tempo, non hanno avuto modo di creare proprio una vera e propria scuola pittorica. Il Tiepolo non solo fu un enorme artista, ma fu un bravissimo e abilissimo uomo d'affari. E soprattutto vorrei dire, è una caratteristica forse degli artisti veneziani in particolare. Ci sono casi più conosciuti, forse quello più famoso è quello di Tintoretto, che non solamente era artista ma era anche commerciante e uomo d'affari, e anche Tiziano all'epoca. E Tiepolo padre aveva sicuramente ereditato questa capacità di farsi pagare lautamente i propri lavori. Non è solamente in realtà quanto è riuscito a farsi pagare lui, ma nei pochi anni che stette a Madrid fu capace anche di garantire, di prendere grandissime commesse, grandissimi lavori anche per i propri 2 figli. Di fatto Gian Domenico è quello che più ha dipinto nel Palazzo Reale. Però la cosa forse più importante da dire è che il Tiepolo non solamente appunto è stato ben pagato e è stato ricercato apposta per venire al Palazzo Reale a lavorare, ma ha anche realizzato l'affresco della parte più importante, più simbolica e significativa di tutto il Palazzo Reale. Non solo il Museo del Prado, tutta l'arte spagnola, dal basso medioevo fino al secolo XX, è molto influenzata dall'arte italiana. E forse il Museo del Prado si vede come in nessun'altra parte, e specialmente con Venezia. Venezia è la spina dorsale dell'arte spagnola. Di Tiepolo si dice che è l'ultimo grande artista barocco che è esistito, perché con lui finisce un modo di vedere la pittura. L'arte spagnola non si potrebbe comprendere senza questa spina dorsale e la collezione dei re spagnoli del secolo XVI. Siamo nel Palazzo di Madrid, nella saletta ufficiale. Al fondo si intravede la Sala del Trono, e adesso parliamo dell'importanza che ha Giambattista Tiepolo e i suoi figli nella decorazione di questo palazzo. Il Tiepolo ha trionfato ovunque è andato, e giustamente per questo si chiama per decorare il Palazzo Reale di Madrid. Il palazzo era appena stato costruito e bisognava decorarlo, e quindi iniziarono a chiamare i migliori pittori da tutto il mondo, tutta Europa. All'inizio c'era Corrado di Jaquinto, poi chiamarono Mengs. Venne Tiepolo con i 2 figli per partecipare insieme ad altri pittori spagnoli nella decorazione di tutto il Palazzo Reale. Ci sono circa 60 volte o soffitti in tutto il Palazzo Reale, solamente quello che è il piano principale del palazzo. Quindi come potrei immaginare, è un lavoro infinito, e di fatto non è finito. Ci sono sale che non hanno ancora decorazione alcuna a livello di pareti. Quindi era una sfida, un'impresa formidabile per qualsiasi pittore riuscire a venire qui a decorare, no? E grazie all'impegno di Carlo III venne Tiepolo, già con una certa età, 66 anni dell'epoca. Passò gli ultimi 8 anni della propria vita qui a Madrid, fino al 1770, che è l'anno in cui della sua morte. Venne molto ben pagato, profondamente, con opere e con incarichi fino al giorno della sua morte. Stiamo parlando dell'antico regime, l'ancien regime, come vogliate dirlo, dell'epoca dell'assolutismo, quindi delle corti, Versailles, tutto il mondo galante, protocollo, l'etichetta, le parrucche. Quindi Felipe V iniziò a costruire il Palazzo Reale sulle ceneri del vecchio palazzo, che a causa di un incendio era bruciato, e poi Carlo III è quando arriva, che il palazzo è già in fase di costruzione, e prende lui in mano tutti i lavori e decide anche tutta la parte di decorazione. Il Palazzo Reale è un compendio un riassunto
artistico di ciò che di meglio ha espresso quel secolo, per cui non stiamo parlando soltanto di pittori, ma stiamo parlando anche di altri tipi di artisti. Giusto per darvi un'idea, i mobili arrivavano da Napoli, che all'epoca era il posto dove era maggior sviluppata questa capacità di tessuti e di mobile. Non solamente c'è l'offerta economica, ma usa tutti i mezzi anche diplomatici di pressione politica per fare questa proposta che non possono rifiutare ai migliori pittori. Tiepolo ormai aveva già una certa età, aveva tantissimi incarichi in corso e in realtà non voleva venire a Madrid. Quindi Carlo III dovette ricorrere a una serie di pressioni diplomatiche come potenza imperiale spagnola presso tutte le altre forze dell'epoca per convincere Tiepolo attraverso ambasciatori, attraverso appunto tutta la diplomazia dell'impero della corona spagnola, unito a un prezzo e un compenso veramente lauto e generoso, per poter convincere Tiepolo a venire a Madrid. Alla fine Tiepolo ovviamente non ha, tra virgolette, scelta, e quindi accetta di andare a Madrid, e di fatto quando arriva poi trascorre gli ultimi 8 anni a Madrid. Nei 3 soffitti del Palazzo Reale, i Tiepolo raffigurano la gloria della Spagna, il trionfo della monarchia spagnola e l'apoteosi di Enea. Possiamo considerarli il punto d'arrivo di tutta la carriera di Giambattista, che qui trova il suo suggello. Giambattista arriva a riprendere in più particolari dei motivi riconoscibili in opere precedenti, creando una vera fantasmagoria in cui il nostro sguardo si perde, e il piacere degli occhi fa dimenticare lo stesso soggetto raffigurato, nonostante occupi il centro delle composizioni. Dopo la morte di Giambattista, il figlio Lorenzo rimane a Madrid. Morirà pochi anni dopo, appena quarantenne, quindi in Spagna. Il figlio Giandomenico invece rientra in Italia, ma si dedicherà sempre meno alla pittura, anzi coltiverà la pittura, possiamo dire, sempre più per scopi praticamente personali. Il resto della famiglia era rimasto a Venezia, una famiglia, lo ricordiamo, imparentata anche con i pittori Gian Antonio e Francesco Guardi. Nel frattempo la chiesa di San Martín a Madrid viene distrutta, e così anche la tomba di Giambattista, che lì era stato sepolto. Possiamo dire che Giambattista muore appena in tempo per non vedere addirittura togliere dagli altari della chiesa di Aranjuez le pale d'altare che aveva dipinto su committenza reale, a causa della decisiva affermazione della nuova corrente artistica di moda in Europa, il neoclassicismo. Queste pale d'altare sono state poi disperse, in parte frammentate, recuperate nella seconda parte dell'Ottocento, e ad oggi sono solo parzialmente visibili. Eppure l'anziano pittore si era dimostrato ancora in grado di captare almeno parzialmente la sensibilità dei tempi nuovi. Alcuni particolari delle piccole opere, soprattutto di soggetto religioso, dipinte negli ultimi anni madrileni, dimostrano, in alcuni particolari realistici, delle vibrazioni nuove assolutamente sorprendenti. Giambattista Tiepolo appare oggi un precursore della nostra familiarità con le immagini virtuali e della contaminazione affascinante e ingannevole fra realtà e fantasia, ma forse soprattutto della consapevolezza del valore della creazione artistica in se stessa. Nel mio liceo ci siamo incontrati con Tiepolo in occasione delle giornate di primavera del FAI del 2015. È stata un'occasione veramente stupenda, è stato un grande successo soprattutto per l'affluenza del pubblico, che è stata quasi inaspettata e ha soddisfatto pienamente le intenzioni del FAI, dei nostri docenti e anche di noi studenti, e ci ha lasciati con l'auspicio e la speranza di tante altre attività allo stesso scopo come quella di oggi, in modo da promuovere la consapevolezza e la conoscenza di questi territori e dei Tiepolo. Abbiamo voluto realizzare questo documentario
per dare la possibilità a un vasto pubblico di conoscere l'eredità artistica e culturale che ci hanno lasciato i Tiepolo. Questa eredità, assieme a molte altre che può vantare il nostro Paese, rappresenta un patrimonio di inestimabile importanza e potrebbe darci veramente delle grandi opportunità e delle occasioni di lavoro per i nostri giovani. Questo è il motivo per cui le ACLI si sono fortemente impegnate su questo progetto. Ma anche voi potreste darci una mano e collaborare per creare delle possibilità in più. Ci sono due cose sulle quali possiamo lavorare insieme. La prima è quella di ricordare, riscoprire e raccontare la bellezza di questo patrimonio. Ce l'abbiamo sotto gli occhi, ma spesso non ce ne accorgiamo e avremo invece bisogno di ricordarcelo e averne cura. La seconda è costruire reti. Non possiamo da soli fare tutto, abbiamo bisogno della collaborazione di molti e questo documentario, con la collaborazione di molti luoghi del Tiepolo, è un altro passo importante. Chiudo dicendo che dobbiamo ancora scoprire il motivo per cui i Tiepolo sono venuti a vivere qui, ma se ci guardiamo attorno forse si capisce perché ancora oggi scrittori, artisti, imprenditori e molte altre persone decidono di venire a vivere a Mirano.